Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questa edizione live del nostro audio video giornale, dunque aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque partiamo subito con le ultimissime. Mi resta sempre dentro, sono uscito per comprare i fiori, i nostri fiori come il bouquet da sposa. Sono le parole che Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovic, ha detto alla folla di giornalisti all'esterno del cimitero di Trieste, dove stamattina sono stati celebrati i funerali della donna. L'uomo, accompagnato da un altro uomo, uscito dalla zona della sepoltura per raggiungere l'area dove sono in vendita i fiori, ha acquistato un mazzolino. Ho portato il cappellino, anche la maglietta ho portato di quando andavamo in bicicletta, piccole cose. Resinovic è stata salutata con una sobria e breve cerimonia funebre nella cappella del cimitero di Sant'Anna. Una trentina di persone in tutto, tra parenti, amici, il fratello della donna, la cugina, oltre, come detto, al marito. Il porto di Trieste nel 2021 ha avviato un forte recupero sul primo anno della pandemia, con volumi totali in crescita del 2,23 pari a più di 55 milioni di tonnellate movimentate. Inoltre lo scalo è tra i leader per sostenibilità su scala continentale. Oltre il 50% dei container e il 41% dei semirimorchi viaggiano verso l'Europa centro-orientale attraverso i servizi intermodali che quotidianamente partono e arrivano da a Trieste in controtendenza rispetto alla media italiana e di altri paesi europei. E ora ci trasferiamo a Monfalcone. Sono una ventina i cantieri stradali in corso nella città di Monfalcone e oggi il sindaco Anna Maria Cisinti, insieme ai tecnici del comune, ingegner Ceschi a Olivetti e al comandante della polizia locale, Bagatto, ha effettuato un sopralluogo in alcuni, tra cui via Acque Gradate, via Gorizia e via Aquileia. Qui si stanno svolgendo lavori stradali di riqualificazione del manto stradale, marciapiedi e piste ciclabili. Durante il sopralluogo diversi cittadini residenti hanno espresso il loro gradimento per i lavori che renderanno la via più luminosa e risolveranno il problema delle infiltrazioni delle radici nei marciapiedi resi impraticabili nelle tubature e nelle cantine. Il progetto di rilancio del settore arredo passa necessariamente attraverso la condivisione con le categorie economiche delle migliori idee e dei migliori strumenti per investire i 15 milioni di euro che la Regione ha messo a disposizione per la legge di stabilità. Fra queste anche l'ampliamento del COSEF ed alcune aree industriali attualmente non gestite dal Consorzio. E il commento dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emilio Bini a margine della riunione con i rappresentanti di Confartigianato, API, COSEF, Cluster Legno Arredo e Industrie voluta dallo stesso assessore per definire le modalità di utilizzo dei due canali di investimento regionali. Il primo, del valore di 6,5 milioni di euro, riguarda un finanziamento al Consorzio di Sviluppo Economico per l'area del Friuli e per la realizzazione di un'infrastruttura locale. Obiettivo è la creazione di un luogo fisico di alta innovazione e sperimentazione nel settore del legno arredo, orientato alla prototipazione, alla creazione di modelli digitali e l'innovazione nel settore produttivo, dove le aziende possano sperimentare tecnologie di ultima generazione. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. 16:15 minuti per chi ci guarda in diretta. Non resta che salutarvi e augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.